Io? Sì, ho fatto l'istituto d'arte nella mia città. Ho fatto anche una mostra, una personale, in una sala del comune. Adesso sono 2 settimane che sono venuto a Roma. Devo pur vedere, no? Che cosa si fa nelle grandi città. Certo, ho finito i soldi, dovrei tornarmene in provincia, a casa. Poi mi son detto, e laggiù che fai? Io voglio fare solo il pittore. Il pittore e basta. Uno deve decidere, deve scegliere. L'altro giorno di mattina avevo passato la notte senza dormire in giro. Sono andato in una galleria all'ultimo piano di un palazzo. Accidenti, è una bella galleria. Io che ne so di certi pittori. C'era un quadro di un pittore astratto, Canogar, mi sembra. Un bel quadro, veramente. Io ancora, ad esempio, la pittura astratta non posso dire di averla capita perfettamente. No, io non me ne ritorno indietro. Devo vedere, conoscere, imparare, avere amici nuovi. Franco l'ho conosciuto una mattina in quella galleria. Lui è già qualche anno che sta a Roma, vive come può, ma non ha più paura. Anch'io faccio il pittore. Sai, mi piacciono. Oh, e se vogliono i soldi? Sì, questo qui va benissimo. Beh, che fai, non mangi? Io me ne vado. Piacere di averti conosciuto. Però questo me lo lasci, altrimenti come pago gli spaghetti? Ma sì. Tutt'al più ci cacceranno a calci, no? E si ricordi che siamo degli artisti! Senti, andiamo a prendere il caffè. Dove? Qua dietro. Franco mi ha fatto conoscere Aldo, un tipo che scrive articoli e fa anche l'agente dei pittori. Questo Aldo si vede subito che non è ricco, ma non gliene importa. Conosce mezza Roma e poi vuol fare lo scrittore. Simpatico, alla mano.
Pronto? Ah, sei tu, Claudio, dimmi. Sì, aspettavo la tua telefonata. Deciso per stasera con le solite Briebel? Sì, va bene, ci vediamo alle 9. E che ne dici se porto 2 giovani pittori? Aspetta, glielo domando. Sentite? Volete venire ad un cocktail? E così Aldo ci ha portato a una festa in casa di un pittore arrivato. Sono molto confuso, non ho le idee chiare in proposito su cosa fare, dove arrivare. Prima di tutto poter dipingere e starmene qui a Roma. Fare la fame, non sapere dove dormire, non mi importa. Tu fai il pittore? Chi? Io? No. Tu sì che sei un pittore. Guarda che casa che hai. E poi fai le mostre a Vienna, a Londra, a Parigi. Di, è vero che fai una mostra a Vienna? Sì, parto domattina. Mi fai dormire fino a domattina qui? Ma è già giorno. Forse non te ne rendi conto, ma hai dormito qui questa notte. Così giro per la città. E a ogni angolo di strada che svolto, su ogni tram nuovo che salgo, mi sembra solo ora di essere vivo. Vivo tra la gente.